Oggi alle 20:30 al Pala Moncada andrà in scena gara 3, un dentro fuori per la squadra del coach Cagnardi che ha perso le prime due sfide a Cremona e ora prova il tutto per tutto tra le mura amiche. La Fortitudo è chiamata all'impresa contro la Vanoli Cremona nei quarti di finale del tabellone, ora nei playoff, per poter approdare in Serie A. La Vanoli Cremona è una delle due squadre ad aver vinto al Pala Moncada in tutta la stagione, ma era la seconda giornata nel mese di ottobre e ancora troppo presto, prima che le mura amiche diventassero un vero e proprio fortino. In gara 2 la squadra del coach Cagnardi ha tenuto testa per metà della partita e ha dimostrato che al massimo delle sue potenzialità ha ancora una chance di giocarsela e avere il pubblico a favore. L'ipotetica gara 4 in casa possono essere un grande stimolo per trovare l'impresa. Torniamo ad Agrigento per gara 3 e siamo consapevoli della forza della preparazione dei nostri avversari che a oggi ci sono stati semplicemente superiori. Sarà una gara diversa dalle precedenti, ci siamo preparati con l'intenzione di regalare una vittoria alla nostra gente e alla nostra società. Sentiamo quindi di meritarla per il cammino fatto fino ad ora e sappiamo che il Pala Moncada ci spingerà oltre i nostri limiti. Stasera, prima della partita, verrà premiato Alessandro Grande come MVP del campionato per il mese di aprile. Quindi a stasera per vivere una grande emozione, una grande partita.